I carabinieri della compagnia di Sciacca, a conclusione di mirata attività investigativa scaturita dalla tentata rapina avvenuta lo scorso 13 settembre a Sambuca di Sicilia, hanno tratto in arresto un pregiudicato di 45 anni originario di Palermo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal CIP del Tribunale di Sciacca su richiesta della locale Procura della Repubblica. Il 13 settembre del 2023 4 malviventi, di cui 3 con volto travisato, avevano tentato la rapina in una gioielleria di Sambuca di Sicilia, ma la reazione del gioielliere li aveva messi in fuga. Nella colluttazione uno dei malviventi aveva perso la parrucca utilizzata per camuffarsi, sulla quale i tecnici del RIS, carabinieri di Messina, sono riusciti a individuare il profilo di un DNA che, comparato con quelli inseriti nell'apposita banca dati, ha consentito di risalire all'identità di uno dei rapinatori. I successivi e minuziosi accertamenti dei carabinieri dal nucleo operativo della compagnia di Sciacca e della stazione di Sambuca di Sicilia, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Sciacca, hanno consentito di ricostruire i suoi spostamenti il giorno della tentata rapina, che unitamente ai molti elementi acquisiti nel corso delle indagini hanno così permesso agli organi inquirenti di fare luce sulla vicenda. Queste operazioni segue altre effettuate dai carabinieri della compagnia di Sciacca relative a rapine perpetrate nelle gioiellerie della Valle del Belice durante il 2023. Il 3 ottobre i militari della stazione dei carabinieri di Menfi avevano arrestato in flagranza di reato per tentata rapina a mano armata un uomo di 34 anni palermitano. Successivamente, all'esito di serrate indagini, in data 26 ottobre 2023 i militari del nucleo operativo della compagnia avevano arrestato, su ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Sciacca, un 24enne e un 25enne, entrambi palermitani, risultati essere gli autori di una rapina commessa presso una gioielleria di Menfi che aveva fruttato un bottino di circa 700.000 euro in monili vari.